Dopo la Sea-Watch sequestrata anche la Ocean Viking, allarme al centro d'accoglienza di Lampedusa, oggi arriva Salvini. Nuovi concorsi in arrivo dopo 20 anni, non passa la sfiducia al governatore Musumeci. La nave scuola della Marina Militare saluta la Scala dei Turchi di Realmonte. Basket, nuovo allenatore per la Fortitudo Michele Catalani, calcio, ingressi nella rosa dell'Acragas. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ocean Viking, il copione si ripete, finita la quarantena dell'equipaggio scatta il fermo, era già accaduto con la Sea-Watch. Protesta la SOS Mediterranea che parla di palese manovra amministrativa vessatoria volta a ostacolare il lavoro di soccorso delle navi ONG. Il motivo principale del fermo è che la nave ha trasportato un numero di persone superiore a quello riportato nel certificato di sicurezza dotazioni per nave da carico. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Gli ispettori della Guardia Costiera della Capitaneria di Porto Empedocle, specializzati in sicurezza della navigazione, hanno sottoposto la nave Ocean Viking, battente bandiera norvegese, operante per conto dell'organizzazione non governativa SOS Mediterranea, a un'ispezione volta a verificare l'ottemperanza alle norme a essa applicabili in materia di sicurezza della navigazione, protezione dell'ambiente e tutela del personale navigante. L'unità, attualmente ormeggiata nel porto di Porto Empedocle, è attraccata nei giorni scorsi dopo il periodo di quarantena successivo al trasferimento della nave Moby Zaza dei migranti presenti a bordo. L'ispezione ha evidenziato diverse irregolarità di natura tecnica e operativa, tali da compromettere non solo la sicurezza dell'unità e dell'equipaggio, ma anche delle persone che sono state e che potrebbero essere recuperate a bordo nel corso del servizio di assistenza ai migranti svolto dalla nave, così come alcune violazioni alle normative a tutela dell'ambiente marino. La nave è stata sottoposta a fermo amministrativo che permarrà fino alla rettifica delle irregolarità rilevate in sede ispettiva. Per alcune di esse sarà anche necessario l'intervento dello Stato di bandiera, che detiene la responsabilità della conformità della nave rispetto alle convenzioni internazionali e alla legislazione nazionale applicabile. Tale attività ispettiva, prevista dalle convenzioni internazionali e dalle direttive unionali, viene svolta nell'ambito dei consueti controlli di sicurezza, tutela degli equipaggi e protezione dell'ambiente marino, demandati alla Guardia Costiera italiana sulle unità navali di bandiera straniera che arrivano nei porti nazionali. Notte d'inferno a Lampedusa, dove fra soccorsi realizzati nelle acque antistanti l'isola e approdi autonomi si sono registrati 15 sbarchi per complessivi 294 migranti, 6 gli sbarchi autonomi con un minimo di 8 tunisini e un massimo di 20, avvenuti al Molo Favarolo e al porto commerciale. In un unico intervento, poco prima dell'alba, la Capitaneria di Porto è riuscita a rintracciare 3 barchini con a bordo un totale di 103 persone provenienti dalla Libia, Tunisia e dal Bangladesh. Lo spot di Lampedusa, capace di ospitare nell'unico padiglione operativo massimo 95 persone, si trovano al momento 954 extracomunitari. La struttura d'accoglienza in tilt. Ieri erano stati trasferiti con i traghetti di linea per Porto Empedocle 280 migranti, 200 la mattina e 80 con la motonave della sera. Il leader della Lega, Matteo Salvini, tramite Twitter ha annunciato la sua imminente visita a Lampedusa. Buongiorno amici, oggi sarò a Lampedusa, l'Italia si ama e si protegge, i confini si difendono. L'hotspot va chiuso proprio perché le condizioni oggi che si sono determinate non consentono più, non rendono più compatibile la presenza dell'hotspot nella città di Messina, ma soprattutto lì all'ex caserma Gasparro, e di conseguenza non ho assolutamente intenzione di far pagare un altro prezzo alla città. Incontro ieri fra il prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi e il sindaco Cateno De Luca. Al centro la questione dei migranti. Al termine dell'incontro, il sindaco è determinato nel voler chiudere l'hotspot di Bisconte e l'unica alternativa resta quella di far arrivare una nave da collocare fuori dal contesto urbano. Il prefetto ha invitato il primo cittadino ad effettuare delle ricognizioni per individuare eventuali soluzioni alternative.
L'alternativa, se ci deve essere da parte nostra un contributo a quella che è una situazione di emergenza, è solo una nave che possa consentire quindi di poter tenere sotto controllo la situazione e di conseguenza contribuire pure noi comunque a questa situazione di emergenza. Non c'è un'area magari alternativa che potrebbe essere utilizzata? Non ne abbiamo trovate, nel senso che il contesto urbano nel quale ci muoviamo non rappresenta una situazione nella quale ci sono immobili del comune o immobili della città metropolitana in condizione di poter garantire questo. E poi l'aspetto più delicato per quanto mi riguarda è in ogni caso una localizzazione che realmente potrebbe consentire un controllo diretto e evitare anche quello che si è determinato in questi giorni. Quindi secondo lei l'unica soluzione è la nave? Per me con questo quadro ribadisco la posizione del Comune è al massimo, se Messina deve continuare a contribuire a questa emergenza lo fa attraverso allora. Non insisterà con l'ordinanza che è stata annullata? A me interessa l'obiettivo, non è tanto lo strumento, non è la prima volta che io utilizzo strumenti forti e che possono anche esorbitare da quelle che sono le mie competenze, ma ottengo il risultato che è quello di mettere in evidenza in termini definitivi però certe emergenze. Anche in questo caso c'è stata la sensibilità istituzionale di comprendere che comunque la situazione non era più tollerabile e quindi ci siamo incontrati tra istituzioni per arrivare alla soluzione. Sarà raso al suolo l'hotspot? Sarà demolito? Sì, su questo non ci sono dubbi, quell'hotspot sarà smontato. Questo è un ragionamento che è collegato anche a situazioni sopraggiunte, ovviamente, che non hanno più senso di vedere lì localizzata quella struttura. E i migranti dove e quando saranno trasferiti? Beh, questa è una questione che ora dovrà seguire direttamente la prefetta e quindi è una questione che concorderà con il Viminale, quindi sono questioni sulle quali non entro nel merito, non siamo qui col fucile puntato come si suol dire, abbiamo compreso il senso della nostra posizione, non staremo qui a discutere del giorno più in giorno in meno, il percorso ora lo definiranno nell'ambito di quelle che sono le competenze del Viminale. L'Assemblea regionale respinge la mozione di sfiducia al presidente della regione Nello Musumeci presentata dal Movimento 5 Stelle e sostenuta dal Partito Democratico. C'è il servizio. Attacchi da una parte e anche dall'altra, potremmo dire. Così possiamo sintetizzare il dibattito all'Assemblea regionale siciliana sulla mozione di sfiducia al presidente della regione Nello Musumeci, durante il quale si sono susseguite le accuse dei vari esponenti del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, ma la risposta è stata allo stesso modo un attacco, cioè da una parte esponenti del Movimento 5 Stelle che sottolineavano le promesse mai mantenute e sempre al versante delle critiche il Partito Democratico rinforzava la dose parlando anche di immobilismo. Nello specifico si è parlato di scandali della sanità, l'assegnazione dell'assessorato all'identità siciliana alla Lega, dello stallo delle partecipate, ed è stato accusato il governo di un totale fallimento sui fondi comunitari, ma la critica è andata anche sul personale. Infatti un deputato del Movimento 5 Stelle ha parlato di un Musumeci che non accetta le critiche e che si comporta come un bullo delle medie, ed un altro lo paragona a un artista, però nel nascondere le proprie inefficienze. Parole altrettanto dure sono provenute dal Partito Democratico, i cui esponenti hanno parlato di un Musumeci non adeguato al ruolo e che il suo governo è quello della paralisi. E sempre al versante del Partito Democratico qualcuno ha sottolineato: se non c'è la maggioranza si vada al voto, se c'è non si potrà più continuare nello sport dello scaricabarile. Dall'altro lato una difesa che sa tanto di attacco, infatti i capigruppo di maggioranza ricordano i disastri del governo Crocetta e ciò che questo governo ha ereditato da tale, e nonostante ciò i risultati raggiunti. Ma ancora più d'attacco Musumeci, che nella sua replica ha sottolineato che i 5 Stelle hanno governato un anno con la Lega e che questa è una mozione strumentale e pretestuosa. Poi il presidente della regione ha detto che 4 deputati dei 5 Stelle lo hanno chiamato facendogli sapere che avrebbero votato la mozione, ma che non erano troppo convinti. Dopodiché il voto tra le proteste del Movimento 5 Stelle, che voleva parlare di nuovo dopo Musumeci. Infatti gli animi non si sono placati, tanto che il presidente dell'Assemblea, Miccichè, ha interrotto la seduta per 5 minuti. Poi il ritorno alla normalità, quindi il voto che ha fatto registrare su 60 presenti 36 contrari e 24 favorevoli. Mozione bocciata.
Nel contesto si è notato che al momento del voto i renziani e i deputati di Attiva Sicilia, gli ex grillini, tranne la capogruppo che vota sì alla sfiducia, non erano in aula. La regione siciliana assume, sbloccati i concorsi dopo oltre 20 anni. L'assessore regionale agli enti locali e alla funzione pubblica Bernadette Grasso spiega, dopo l'ultimo concorso che risale al 1991 e successivi anni scanditi dal blocco delle assunzioni votato dal precedente governo, anche da chi oggi si permette di sentenziare sul mio operato, rispondo con i fatti. Grazie al nostro lavoro bandiremo nuovi concorsi all'interno della regione siciliana e il primo bando partirà in autunno per specifiche figure professionali di cui si esigenza, in coerenza con il piano dei fabbisogni che, sottolineo, è stato da noi fatto per la prima volta. Le spese di rappresentanza furono tutte lecite. Dorsi, ex presidente della provincia di Agrigento, ed i funzionari Gennaro e Miccichè assolti dalla Corte dei Conti. I magistrati in appello hanno revocato la condanna per presunto danno erariale. Con i soldi dell'ex provincia furono pagati pranzi, cene, delle penne Montblanc e dei vasi artistici, ma fu tutto regolare. Lello Casesa. La Corte dei Conti di Sicilia in appello ha assolto l'ex presidente della provincia Eugenio Dorsi, Ignazio Gennaro, dirigente dell'ente, e Giuseppina Miccichè, funzionario dello stesso ente, per l'accusa nei loro confronti di aver provocato un danno erariale all'ente. La sentenza sancisce definitivamente, dopo un percorso processuale lunghissimo di circa 10 anni, che erano effettivamente dovuti vari rimborsi di spese per cene e pranzi richiesti dal Dorsi ed autorizzati dal Gennaro, e che tali spese erano realmente attinenti ad eventi o contesti istituzionali ed imputati al fondo per le spese di rappresentanza. Erano imputabili al medesimo fondo le spese ordinate da Dorsi ed autorizzate dal Gennaro concernenti gli acquisti di penne stilografiche, borse, portafogli, vasi artistici, trattandosi di oggetti destinati ad essere utilizzati come omaggi elargiti dal presidente della provincia a personalità di rilievo in occasione di eventi o di incontri istituzionali, o utilizzati per completare l'arredamento di uffici di rappresentanza dell'amministrazione provinciale. Ricordiamo che il giudice di primo grado, accogliendo la tesi della procura, riteneva che i numerosi provvedimenti a firma di Gennaro non fossero supportati da congrue motivazioni, visto che l'ex presidente della provincia Eugenio Dorsi non era solito fornire specifica dimostrazione del carattere istituzionale dell'evento. I giudici contabili hanno ritenuto invece di accogliere ricorsi presentati da Dorsi, Gennaro e Miccichè, dimostrando di fatto che le giustificazioni di spesa ed i provvedimenti adottati erano corretti ed ha proceduto all'assoluzione. Esclusa pertanto l'ipotesi di danni ingiustamente arrecati alla provincia regionale da Dorsi, Gennaro e Miccichè, che pertanto verranno assolti dagli addebiti che erano stati loro contestati. Si chiude dunque una pagina di storia politica e processuale che smonta definitivamente l'architrave iniziale e restituisce piena e legittima dignità agli imputati. Sono 7 i casi di coronavirus in Sicilia, secondo il bollettino emanato dal Ministero della Salute di oggi. Dalla Regione fanno sapere che 6 sono nella provincia di Catania, di questi 5 nell'Interland Etneo e 1 in provincia di Siracusa. Tutti stanno bene, sono asintomatici. Sull'isola restano 10 malati Covid ricoverati in ospedale, di questi 3 in terapia intensiva, 1 in più rispetto a ieri. Non ci sono nuovi decessi e si registrano 2 persone guarite, 2.675 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi sono 161, di cui 148 in isolamento domiciliare. Anche questa stagione balneare ha i suoi vucumpra, il litorale è pieno di commercianti abusivi di merce contraffatta. Il nostro direttore Arturo Cantella. Tra le problematiche antiche sempre esistite nella località turistica balneare di San Leone, a lungomare, Falcone e Borsellino, c'è quella della vendita in parte di abusivi di merce spesso contraffatta, che all'apparenza viene catalogata come noti marchi di lusso, una caratteristica delle località balneari che si ripete ogni anno e che in inverno si sposta a Porta di Ponte. Insomma, un vero e proprio souk in barba a quanti
in barba a quei commercianti a posto fisso e ambulanti autorizzati che pagano sia il suolo pubblico, le tasse comunali e statali, a differenza invece di chi lo fa solo per campare, senza alcun permesso e senza rispettare nessuna regola, anche per via delle restrizioni e cautele dovute al post-Covid-19. Come ogni anno abbiamo chiesto alla Prefettura e quindi al tavolo ordine e sicurezza, poiché evidentemente non è un tema che si può derubricare a un intervento della polizia locale, quindi di vigili urbani, abbiamo chiesto l'intervento, come sempre, del tavolo ordine e sicurezza, per cui così come negli altri anni squadre congiunte di polizia, carabinieri, guardia di finanza, cioè lo Stato che si deve riappropriare del suo territorio, non è un tema che riguarda solo i comuni, ma lo Stato che deve riappropriarsi del suo territorio in condizioni ordinate. Anche quest'anno andrà in onda di nuovo il servizio con le squadre congiunte delle forze dell'ordine. È iniziata la stagione estiva, ieri abbiamo visto tanta gente sul litorale sanleonino, ecco, in questo senso insomma anche lì occorrono i controlli che prevedono la legge. Ma noi quest'anno registriamo uno degli anni che continua a determinare crescita in termini di affluenza a San Leone. È un'attività che mi pare progressivamente si sia sviluppata in maniera veramente esponenziale. Oggi possiamo dire che non abbiamo il tema che avevamo ante 2015, cioè di fare in modo che San Leone fosse il più possibile frequentata. Oggi forse abbiamo un tema diverso, abbiamo tantissima gente che arriva e non sono solo i turisti, non siamo solo noi agrigentini, ma c'è tutta una quantità di flusso che arriva dall'entroterra non solo agrigentino e che si riversa a San Leone. È un dato buono, è un dato che va registrato con orgoglio, però per altro verso quando hai flussi importanti il governo di tutta una serie di problematiche che ne derivano, dal traffico, dal raggiungimento dei litorali, dalla pulizia, dallo spazio, ecco, evidentemente si moltiplicano enormemente e sono temi che vanno inevitabilmente governati. Una mission volta alla qualità della vita della terza età. Parliamo di una struttura a Naro, la Terza Aurora dei Cavalieri di San Giorgio. Vediamo. Costituita a Naro l'associazione La Terza Aurora dei Cavalieri di San Giorgio, che si occuperà di sostenere le persone che si affacciano all'invecchiamento, educandoli sui percorsi innovativi e stili di vita nuovi e alternativi, atti a modificare la cultura del territorio socio-ambientale e di cura. Presidente onorario Petix Giuseppe, fattivo la dottoressa Gera Destro. Allora nasce con lo scopo di aiutare proprio gli anziani fragili e abbandonati, nonché proprio gli anziani del territorio dell'entroterra siciliano. Infatti abbiamo voluto coinvolgere sia il distretto del Misseno, dove io opero attualmente e quindi conosco le difficoltà di questi paesi isolati, e anche l'Agrigentino, ma si stanno aderendo anche Enna e altri, perché abbiamo avuto parecchie adesioni. L'obiettivo proprio è di dare sostegno a questi anziani, soccorrendoli con anche attività di telesoccorso oppure anche a domicilio, di fare attività di volontariato proprio per aiutarli e gestirli al meglio, per evitare che peggiorino e che possono essere isolati dal contesto. Dottoressa Gero, adesso approfitto della sua... Lei è una geratra, ecco, che consigli dare in questo momento a tante persone anziane che soffrono il caldo e in solitudine? Benissimo. Allora anche questo è uno degli scopi dell'associazione, fare la formazione a questi anziani. In questo momento con questo caldo conviene stare a casa al fresco, mangiare molta frutta e verdura, idratarsi tantissimo ed evitare proprio le ore calde, uscire o nella primissima mattinata quando gli anziani se lo possono permettere, o anche al caregiver di portarli fuori proprio nelle primissime ore o nel tardissimo pomeriggio. Le strutture pubbliche in qualche modo vi aiutano, non so, penso al comune, alla provincia, alla regione, c'è una forma di aiuto in qualche modo, di sostegno? Allora in questo momento noi abbiamo l'attività domiciliare, ma che ci occupiamo come a livello sanitario per i pazienti che hanno difficoltà e anche in condizioni economiche e di fragilità.
Anche i comuni si stanno operando proprio per aiutare con la disabilità grave, quindi aiutare questi anziani a vivere meglio, anche al caregiver di dare sostegno, quindi lì poi c'entra anche il reddito di ogni cittadino. E poi ci vuole proprio l'associazione di volontariato per quelle persone che sono non autosufficienti ma che non sono nella disabilità ancora, per fortuna, e quindi hanno bisogno di aiuto, perché magari i figli vivono fuori dall'entroterra oppure vivono in posti molto isolati fuori dal contesto sociale, e quindi i comuni, come anche l'attività di volontariato che noi vogliamo fare, è proprio questo, di aiutare questi anche non autosufficienti, perché tu sai che purtroppo la vecchiaia è una brutta bestia e quindi abbiamo rallentamento motorio, non perché siamo disabili da patologie, ma perché il nostro corpo invecchia. C'è un numero di telefono, un riferimento a chi magari in questo momento ci ascolta e vuole mettersi in contatto con voi? Noi allora hanno deciso di scegliere me come presidente dell'associazione. Allora il nostro numero di telefono personale, perché noi abbiamo registrato proprio da giorni, due giorni fa abbiamo registrato questa e quindi ci metteremo tra settembre e ottobre in funzione, ma chiunque avesse bisogno può rivolgersi direttamente a me e al nostro direttivo. Basta chiamare il nostro numero, il mio numero ce l'hanno quasi tutti, o andare su Facebook, cercare Geravestro, prendere il cellulare che è il 334 25 74 313, e quindi al di fuori del mio orario di servizio, che sarebbero dopo le 6:30 del pomeriggio, la gente può mettersi in contatto e io vi dirò come fare eventualmente, perché ci stiamo attivando, va bene? E quindi poi si aprirà il tesseramento, proporremo questa associazione in vari comuni e possono aderire diversi comuni, perché avremmo anche intenzione di dare sostegno anche ai comuni, ai sindaci. Tragedia in volo a Milazzo, col parapendio precipita e si schianta, Fiorenzo muore sul colpo, c'è il servizio. Una tragedia è avvenuta ieri sera a Capomilazzo, dove un 67enne ha perso la vita precipitando al suolo dopo un lancio con il parapendio. Lo schianto è avvenuto nelle vicinanze della Fondazione Lucifero. L'uomo era originario di Messina, ma si era trasferito da oltre 30 anni a Milazzo e poi nel nord Italia con uno dei suoi 2 figli. Il 67enne si trovava nella città del Capo da alcune settimane per trascorrere le vacanze estive. Il parapendio era la sua passione ed era un esperto, ma stavolta qualcosa è andata male. Sul luogo dell'impatto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente. A notarlo e dare l'allarme sono state alcune persone che si trovavano sul promontorio. Immediati sono stati i soccorsi, ma la situazione è parsa subito grave ed è intervenuto anche l'elisoccorso. Medici e sanitari del 118 hanno tentato di rianimare l'uomo, ma per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto si è appreso, il 67enne alcuni anni fa avrebbe perso un fratello morto nello stesso modo, con il parapendio. L'Amerigo Vespucci saluta Agrigento grazie a una motovedetta della Guardia Costiera. Agrigento ha avuto modo di documentare da vicino il passaggio della nave scuola della Marina Militare alla Scala dei Turchi. Vediamo. Eccola qua, la magnifica Amerigo Vespucci, la nave ammiraglia della Marina Militare Italiana sulla direttrice della costa agrigentina. Noi la stiamo seguendo con la Guardia Costiera Italiana che sta scortando questo magnifico veliero, orgoglio della nostra Marina, e sono veramente felice di poter essere qua. Adesso parliamo di microcriminalità, siamo a Canicattì dove c'è stato un tentativo di furto, c'è il servizio.
La polizia di Canicattì ha individuato e scoperto l'autore di un tentativo di borseggio avvenuto una sera della scorsa settimana, segnalando all'autorità giudiziaria la persona, un noto canicattinese trentenne, ritenuta responsabile del reato di tentato furto con strappo ai danni di una ragazza appena maggiorenne. Gli agenti della sezione volanti del commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì, coordinati dal dirigente, il vicequestore Cesare Castelli, erano intervenuti perché una giovane donna aveva segnalato di essere stata vittima del reato commesso da un giovane che le aveva tentato di sottrarre la borsa che la stessa teneva a tracolla. Il giovane delinquente, che nel maldestro e violento tentativo aveva fatto rovinare per terra la donna e l'aveva pure trascinata per un breve tratto, aveva desistito dal portare a termine il furto per la pronta reazione della vittima e di una sua amica presente ai fatti. La giovane donna, a seguito della violenta azione delittuosa, aveva fatto ricorso alle cure dei sanitari del nosocomio canicattinese, dove i medici, per le numerose escoriazioni, le avevano prescritto diversi giorni di prognosi. Il malvivente, attivamente ricercato dalla pattuglia di polizia, aveva fatto perdere le proprie tracce dileguandosi nei vicoli del centro cittadino. Le tempestive indagini, condotte con metodo tradizionale e avvalorate dagli esiti dell'estrapolazione di numerose immagini effettuate dalla polizia scientifica, dai sistemi di videosorveglianza sia pubblici che privati presenti in zona teatro del delitto, hanno condotto gli investigatori alla compiuta identificazione del reo e del tentato furto con strappo, deferito alla Procura della Repubblica di Agrigento. La pubblicità, tra poco vi aspetto. Si indaga a Butera, in provincia di Caltanissetta, sull'incidente sul lavoro che ha provocato la morte di Giovanni Cusumano, 56 anni, di Favara, travolto da un piccolo escavatore presso la diga Comunelli. L'uomo era dipendente della società di Agrigento Geoservice SRL, che sta effettuando dei lavori per l'installazione di strumentazione di controllo della diga utili a verificare eventuali spostamenti dell'invaso. Il corpo dell'uomo, dopo una prima ispezione cadaverica, è stato recuperato dai vigili del fuoco e trasportato alla camera mortuaria a disposizione della procura di Gela, che nelle prossime ore deciderà se effettuare l'autopsia. Il mezzo di lavoro è stato sequestrato dai carabinieri del reparto territoriale di Gela, che hanno avviato le indagini per riuscire a ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio mortale che si è verificato intorno alle 9:30. La vittima stava effettuando dei lavori di escavazione per poi creare i collegamenti della strumentazione tecnica. Secondo una prima ricostruzione, il botcat, che era in bilico, si è spostato e l'operaio, uscito fuori dall'abitacolo, è stato travolto dal mezzo di lavoro. I carabinieri stanno indagando per accertare se l'infortunio sia stato causato da una manovra sbagliata o per una disgrazia. L'intera zona è stata transennata per permettere i rilievi. Alla diga Comunelli in azione anche i carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Caltanissetta. Il Consiglio Comunale di Canicattì ha discusso ieri sera le risultanze dell'indagine basata sull'acquisizione di atti portata avanti da un'apposita commissione consiliare che ha spulciato i documenti e i contratti di telefonia e di energia elettrica intestati al Comune. La commissione di indagine sulla telefonia e l'illuminazione pubblica, ha dichiarato il consigliere comunale dell'UDC Giovanni Rubino, ha concluso i lavori con una relazione finale che lascia presumere irregolarità procedurali e danno erariale per l'ente in termini di disservizi e apparecchiature accantonate. Abbiamo chiesto al Consiglio di votare un atto di indirizzo per impegnare l'amministrazione entro 30 giorni a riferire sugli atti che verranno posti in essere a tutela del Comune. Voto: 6 favorevoli, 1 astenuto, 6 contrari. La proposta non è passata. La commissione d'indagine era formata dai consiglieri Diego Aprile, Lillo Muratore, Mimmo Licata, Giuseppe Lo Giudice, Silvia Ricalzi, Ivan Trupia e Daniela Marchese Ragona. Presidente era Ivan Trupia e il suo vice Diego Aprile, il segretario Giovanni Petix, dipendente comunale. Nelle conclusioni finali si legge: preso atto di tutto quanto esposto, la Commissione rileva che non è stato possibile svolgere pienamente il proprio mandato in quanto, nonostante le reiterate richieste di documentazione anche con l'indicazione analitica di atti da consegnare, le stesse sono rimaste sostanzialmente inevase. La documentazione acquisita infatti è da ritenere parziale e non rispondente a quanto specificamente richiesto.
Neppure le rassicurazioni di integrazione documentale sono state soddisfatte. A ciò si aggiunga che la sospensione dei lavori della Commissione causata dall'emergenza sanitaria ha di fatto impedito di poter assolvere ad eventuali e ulteriori passaggi. Pertanto, tali circostanze hanno impedito di svolgere un'attività di indagine esaustiva. Assume un particolare rilievo l'impossibilità di acquisire dati certi circa i contratti di fornitura elettrica intestati al Comune. Di contro, il debito dell'ente nei confronti dell'Ener, maturato nel tempo, quantificabile in circa 8 milioni di euro, così come dichiarato dal segretario generale nell'audizione del 28 febbraio, imporrebbe un approfondimento delle motivazioni che hanno determinato un importo così ingente. Del pari, con riferimento ai servizi di telefonia, sono emerse alcune criticità, sia per quanto riguarda gli iter procedurali, sia per l'assenza di contratti di fornitura concernenti i relativi servizi. Emerge tra l'altro, sotto il profilo amministrativo, un contrasto tra l'attività del responsabile della posizione organizzativa pro tempore competente e quanto contestato alla ditta affidataria dei servizi dal segretario generale. Nonostante le difficoltà ampiamente rappresentate e documentate, la Commissione ritiene comunque di aver acquisito elementi utili ai fini di una ricostruzione fattuale che hanno consentito di valutare complessivamente la materia di indagine e acquisire una maggiore conoscenza e comprensione degli argomenti. Si ritiene in particolare che l'attività svolta dalla Commissione si configura come un'indagine conoscitiva e di approfondimento di argomenti di rilievo. Il risultato finale conseguito consente una visione più organica dei fatti e una migliore comprensione degli stessi, così da offrire spunto per ulteriori riflessioni e approfondimenti da parte dell'organo consiliare. Basket, Michele Catalani è il nuovo allenatore della Fortitudo Agrigento. Arturo Cantella. La Fortitudo Agrigento comunica che è Michele Catalani il nuovo allenatore biancazzurro. Il neo coach guiderà nella prossima stagione la nostra F nel prossimo campionato di Serie B. Michele Catalani è aretino, classe 84 e reduce da una stagione in Serie B nelle file del Lucca, l'enfant prodigio della pallacanestro italiana. Vanta 17 finali nazionali, giovanili e ben 5 titoli italiani vinti. Il neo coach della Fortitudo Agrigento è stato il responsabile del settore giovanile della Stella Azzurra a Roma e della Mens Sana Siena. È stato anche assistente allenatore della nazionale Under 16 maschile ai campionati europei in Lituania e Lettonia. Catalani ha anche affiancato grandi allenatori come Marco Crespi, Andrea Capobianco e Antonio Bocchino, partecipando in differenti tornei internazionali giovanili con la nazionale di basket femminile. Per il presidente Gabriele Moncada, Catalani è un allenatore di spessore, ha lavorato sia alla Mens Sana che alla Stella Azzurra di Roma. A mio avviso, afferma Moncada, le due migliori società a livello del settore giovanile. Abbiamo parlato, ci siamo confrontati e ho notato la sua grande ambizione. Catalani è un allenatore che ha fame di fare bene e si sposa il nostro progetto. Michele è un allenatore che ama anche lavorare individualmente. Noi abbiamo una struttura che si presta a tutto questo, quindi ne sono felice. Stiamo costruendo una squadra basata sull'esperienza dei senior, mixata alla voglia di diversi giovani. Michele è appunto il profilo adatto. Calciomercato, nuovi acquisti nella rosa dell'Acragas. C'è servizio. La società Acragas 2018 annuncia l'ingaggio di due nuovi giovani calciatori, sono Giuseppe Cavaleri e Axante Vladou Junot, entrambi di classe 2003. Prosegue dunque senza sosta il progetto del direttore sportivo Ernesto Russello di portare ad Agrigento i migliori giovani del panorama siciliano. Giuseppe Cavaleri è un centrocampista, mentre Axante Vladou gioca nel doppio ruolo di attaccante e esterno di centrocampo. Entrambi tornano a indossare a distanza di qualche anno la maglia dell'Acragas. Cavaleri e Vladou sono stati compagni di squadra nella formazione nazionale Under 15 biancazzurra. In particolare Axante Vladou ha indossato le maglie del Siracusa, quella della Cavese nella passata stagione. Gli ennesimi acquisti di giovani talenti dimostrano così che l'Acragas guarda al futuro e è già proiettata verso il proprio domani. Intanto nei giorni scorsi l'Acragas ha comunicato di avere perfezionato anche l'ingaggio del giovane e promettente portiere agrigentino Vincenzo Castiglione, classe 2003, alto 1,83 m, provenienti dalla scuola calcio Atena di Agrigento. Si tratta di un altro colpo di mercato piazzato dal direttore sportivo Ernesto Russello, che continua a mettere tasselli importanti a disposizione di mister Francesco Di Gaetano, guardando anche al
futuro della squadra. L'obiettivo del club, della presidente Sonia Giordano, è quello di vestire il biancazzurro i migliori talenti del territorio. Per Vincenzo Castiglione si tratta di un ritorno in casa cragantina. Il giovane atleta nel recente passato ha difeso la porta della formazione dei giovanissimi nazionali dell'Akragas. La società del presidente Sonia Giordano ha anche ingaggiato un portiere di classe 1999, Giovanni Compagno, alto 1,85 m, la scorsa stagione guardiapali del Troina in Serie D. Compagno è cresciuto nel Trapani e ha militato nella CR Messina e nel Marsala, sempre in quarta serie. Si tratta di un portiere reattivo dotato di una buona tecnica di base. L'operazione di mercato è stata perfezionata dal direttore Ernesto Russello. La società comunica inoltre di aver affidato l'incarico di responsabile del settore giovanile a Dino De Rosa, ex calciatore biancazzurro degli anni 90. De Rosa recentemente ha allenato anche la formazione Under 15 nazionale dell'Akragas, quando lo stesso club militava in Lega Pro. Il vice sindaco e assessore allo sport di Porto Empedocle, Salvo Urso, annuncia che dopo l'emergenza Covid e la conseguente sospensione dei lavori è stato riavviato il cantiere per la riqualificazione dello stadio comunale. Lo stesso Urso spiega è ripartito il cantiere per gli interventi infrastrutturali dello stadio comunale Vincenzo Collura dopo l'approvazione della Regione della variante tecnica per i lavori che vedranno entro il prossimo mese di dicembre la realizzazione del manto in erba sintetica e la ristrutturazione degli spogliatoi, un fatto importante per il mondo del calcio cittadino che potrà presto tornare ad avere a disposizione la fondamentale struttura sportiva con l'aggiunta di un manto erboso. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.